La volontà di tutela del tagliamento arriva fino a Bruxelles. È questo il traguardo finale dei firmatari della petizione europea a tutela del re dei fiumi alpini, ribadito oggi nell'incontro promosso dalla consigliera regionale Maria Rosaria Capozzi. Ci siamo trovati di fronte ad un'amministrazione regionale nella confusione più totale, confusione progettuale. Abbiamo visto nel tempo alternarsi opere diverse e la querelle continua a susseguirsi senza che poi alla fine si arrivi ad una soluzione. Le soluzioni ce le abbiamo già sotto gli occhi, ovvero completare le opere che già sono previste alla Tisana e che ad oggi non sono completate, come l'innalzamento del ponte alla Tisana, la diaframmatura degli argini a Gorgo di Latisano oppure la foce tra la Tisana e Lignano, e ancora ci sta un'ultima ipotesi che era dividere la portata nel caso di piena centenaria anche sul canale scolmatore Cavrato. E abbiamo proposto alla Comunità Europea una petizione che è stata subito accolta all'inizio dell'anno e che ci vedrà protagonisti fra qualche giorno a Bruxelles a raccontare appunto le nostre istanze, le nostre opinioni e a chiedere alla Comunità Europea un intervento diretto a monitorare la situazione. Le soluzioni ci sono già. L'Europa ha una normativa molto precisa su come questi interventi, come quello che la Regione vorrebbe fare, che dovrebbero dare risposte a eventi che hanno lunghissimi tempi di ritorno, devono essere basate sulla natura e non su costruzioni così gigantesche e faraoniche come quelle previste. Quindi l'Europa risponderà positivamente, penso, perché questa è la loro normativa.